Fai vedere se ti piace questo tappeto. A te piace più questo, vero, Pupi? Questo qui è bello, questo. Bobby? È più bello quello lì, vedi? È più morbido. Questo qui è molto più morbido. Guarda. Ciao, Pippi! Che pirla. Eccomi, nuovo vloghino. Sono tornata a camminare. Al momento sono qua. Quello è il più decimo. Dai, sono quasi a San Vito. Ma San Vito centro è ancora distante. Ho incrociato anche mio papà, anche quest'oggi. Ma lui stava tornando a casa e io invece sono praticamente non appena partita. Sono partita da poco. Adesso scendo. Sono arrivata in cima a San Vito. No, in cima no, Guardate. Macchina. Sono arrivata qua su. Non c'è neve. Mamma mia, che desolazione. Comunque adesso scendo. Sono a 5 km, credo. Adesso mi aspetta tutta discesa e poi arrivo in centro a San Vito e da lì poi torno a casa per la ciclabile, insomma, come al solito. Non vado a fare altre strade. Già è un miracolo che io sia riuscita ad arrivare qua. Ho fatto tanta fatica oggi, Le gambe hanno fatto tanta fatica. Sento proprio la pesantezza. Ma bisogna fare anche salite, se no non si rassodano, non si tonificano se si fa solo falso piano. Vabbè, sono gli uccellini che cantano, sembra quasi primavera, invece siamo solo al 31 di gennaio, però sembra primavera qui, sembra tipo marzo, un clima stranissimo. Che grigiume, ma mi credete che stamattina c'era il sole? Stamattina c'era il sole, era tutto sereno. Ma questa sera, da tardo pomeriggio, dovrebbe iniziare a far brutto. Dovrebbe iniziare a piovere, credo. E in teoria anche dovrebbe fare anche un po' di neve durante la notte. Chi lo sa. Eccolo lì! Non mi avvicino, ma perché sennò perdo il ritmo. Però avete visto? Uno chiaro e uno scuro. 2 alpaca. Ciao! Che carini! Sono arrivata a casa. Allora vediamo insieme. 10 km 14, 1 ora e 39. Questo è il percorso che ho fatto. Vedete che a San Vito ho fatto il giro sopra il centro per poi scendere e andare sulla ciclabile. Quindi questo è il mio percorso di oggi e niente, ciao, e sono le 4. Vabbè, insomma, dai, niente, sono soddisfatta anche per quest'oggi. Al momento non ho dolori, probabilmente mi verranno un po' più tardi, comunque, come l'altra volta, quindi niente. Comunque ha tenuto il tempo. Beh, ho fatto bene a uscire, perché ho sempre paura che inizi a piovere magari quando sono distante da casa. E in realtà oggi avevo anche tipo un impermeabile dietro, perché avevo il marsupio, quello sotto la giacca, e quindi avevo qualcosina dietro, avevo l'acqua, avevo anche la merenda, ma alla fine non mi sono fermata a fare merenda. Ho fatto tutto un dritto, perché poi quando ci si ferma non si riparte più, e quindi adesso... ci sta una bella doccia, sono sudatissima. Avevo questo marsupio con dentro tutto.
Solo che alla fine mi sono portata dietro tanta roba per niente, tanto peso per niente. Va bene, dai. Comunque dobbiamo festeggiare tutti insieme perché è un mese esatto, ieri sarebbe stato un mese esatto, da quando ho iniziato ad andare a camminare regolarmente. Quindi spero vivamente di riuscire a continuare. Detto ciò, vi abbandono e ci sentiremo, non so quando, ma ci sentiremo. Ok, ha iniziato a fioccare, come si può ben vedere, ma leggermente proprio. Non dovrebbe fare granché. Boh, che freddo. Mi sono andata un po' a informare in internet su più o meno diciamo le persone allenate, perché se non sei allenato è difficile, quanto si fa in un'ora di camminata, e più o meno sono in media 6 km. Io faccio 6 km,3 in media, e quindi sono bravetta. Diciamo che è normale. Invece se vai più piano, se fai una camminata normale, non camminata veloce come faccio io, 4-5 km più o meno in un'ora. Invece io ne faccio 6 e un po'. Migliorerò? Non lo so. Intanto non mi si vede, quindi stacco tutto e ci rivedremo chissà quando. Bel micio, su. Perché è da un po' che non ti faccio vedere. Comunque sta meglio. Sta meglio, non è più zoppo, a me non sembra non sia più zoppo. E Rosy, oh, quante coccoline! Sì, sì, quante coccoline! Ma, no? Micio bello? È viziatello, perché adesso lo porto su in braccio, viziatello. Perché sennò è lentissimo, si perde ogni angolo. Ogni angolo, ogni angolo. Hai fame? Vuoi la pappa? Ma lui non riconosce le parole. Non le ha ancora imparate. Né fame, pappa, niente, non capisce. Vero? Che stanco che sei. Ecco, pulizie. Ciao. Ciao. Cosa c'è? Lavati, lavati. No, devi lavarti.